Dopo aver ritrovato il primo posto in classifica in Serie A della Lega Calcio a 8, il Cotton Club deve proseguire la rincorsa alla Pisana che ha appena battuto 4-3 il De Angelis. Il Real Granella invece deve cercare di ricordare in ogni modo possibile quello splendido esordio in cui fermarono i ragazzi di Brutti, proprio i campioni d'Italia all'esordio. Procediamo in condizioni pessime, possiamo dirle, per poter riprendere la gara, alla lettura della lista dei convocati con i quali le due squadre si presentano a questo appuntamento bagnato da una fittissima pioggia qui sul Ciriaci, iniziando dagli ospiti del Cotton Club che giocano qui al Ciriaci in casa del Real Granella oggi col numero 44 Barbarella, il numero 4 e Conti, in porta c'è De Angelis, Rocco Giordano con l'11, in panchina il 10 è Marco Giordano che invece è in campo, 23 Davide Lefebvre, 8 Matozzo, 24 Nolano, naturalmente col 21 capitano Alessandro Zamperini. Risponde il Real Granella ponendo il numero 13 Alessia agli ordini naturalmente di mister Alberto Brutti, il numero 16 De Seta, 11 De Stefanis, 8 Pezzuto Andrea, 9 Matteo Pezzuto con il 12 Matteo Rau, in porta col 5 Santomero, col 10 Tramacere, col 3 Zaccagnini, col 7 Del Pinto. Proveremo a fare il meglio possibile nelle condizioni in cui ci troviamo davvero precarie di ripresa, ma tant'è, vale la pena smettere di lamentarsi e provare a produrre qualcosa di buono in una serata nella quale la ripresa di Pisana De Angelis non è stata possibile, dato che la gara si è svolta sull'altro terreno del Ciriaci che non aveva una minima copertura. Invece qui siamo con la Torretta, Real Granella che deve reagire ad ogni modo alla sconfitta brutta occorsa nel recupero contro Bacci Immobiliare, caduta per 8-3 in quel della Stella Azzurra. Cotton Club invece che viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto per 4-1 la Golbet nella super sfida dello scorso lunedì su questo stesso terreno. Prova a correre Marco Giordano naturalmente, c'è un contrasto, il pallone viene fuori col Real Granella ancora in possesso offensivo col numero 7 Del Pinto, scusate, sì, il numero 7 era Del Pinto. Fallo laterale battuto lungo dentro, dove De Angelis non ha problemi ad uscire e a fare su il pallone. Il rinvio immediato è per Simone Matozzo. Va da Nolano. Nel cerchio di centrocampo Nolano è contrastato, ci sarà calcio di punizione. Battuta velocemente la punizione su Matozzo, si va da Nolano, quindi Zamperini a sinistra. C'è Zamperini, viene toccato duro, calcio di punizione. Dimmi. Scrivi. Dai, Fabri. Parte Nolano. Botta rasoterra, non facile per Rau che infatti la lascia lì e arriva alla rete, e il vantaggio del Cotton Club segna Alessandro Barbarella, uno degli uomini più in forma. Vantaggio immediato per il Cotton Club che non sognava un inizio migliore, non avrebbe potuto sognare un inizio migliore per questa gara contro il Real Granella. Forse era indispensabile sbloccarla per poi vedere un atteggiamento più aperto in difesa da parte di quelli di Brutti, che comunque un paio di volte si erano presentati in avanti nei primi 3 minuti della gara, non offrendo pericoli sostanziali alla porta di De Angelis. Ci prova ora Tramacere, che fu uno dei migliori nella gara d'andata che segnò l'esordio, era naturalmente la prima giornata di questo 2016-2017. Il controllo è col petto da parte di Barbarella, forse una spinta, altro calcio di punizione. Molto intelligente Nolano a cercare prima di sfruttare
il terreno molto viscido del Cirieci, andando a mettere a dura prova i guantoni di Rau, che poi ha respinto certo troppo centralmente. Barbarella non si è fatto pregare, l'ha messa dentro. Ora ci sono Nolano e Conti sul punto di battuta del calcio di punizione. Parte ancora Nolano, 3 in barriera, viene colpita da Nolano che poi calcia ancora alla destra del palo di Rau. Registriamo un'altra occasione per il Cotton Club, sempre da fermo. Il Rau, che se non è all'esordio nella Lega, comunque alle primissime presenze, stava per rimettere dal fondo utilizzando i piedi anziché le mani. Altro rinvio, mancino del portiere del Real Granella nel nulla del proprio attacco sulla destra. Il numero 9 è Matteo Pezzuto. Per quanto riguarda la compagine di Alberto Brutti, continua a mancare Simone Angelucci, così come contro Bacci Immobiliare, uno certamente dei giocatori più rappresentativi, e il bomber principe del Real Granella, che si è aggrappato nelle prime giornate ai suoi gol pur non conseguendo punti. Fallo laterale battuto da Zamperini in area di rigore, prova a girarsi Barbarella, non ci riesce, scivolando. Allora Conti, buono il suo anticipo, Matozzo dalla distanza, ancora Rau, buona parata stavolta. Speriamo che la pioggia non impedisca una ripresa della gara anche da questa posizione che abbiamo ricavato. Calcio d'angolo battuto col mancino ad uscire. Lo stacco di testa ancora di Barbarella, palla fuori di un nulla. Il rinvio di Rau, colpo di testa e palla che spiova al centro. Zamperini spalla a spalla, non perde il contrasto. Allora Nolano a scivolare su Conti. Manca Tinazzi e manca Innocenti all'interno del pacchetto difensivo del Cotton, che sembra comunque funzionare a dovere oggi. Ecco qui convergere il numero 6, palla giocata su Marco Giordano, che oggi si è adattato laterale destro di difesa. Matozzo su Nolano, dialogo Cotton, Nolano, Matozzo, passaggi di prima a deludere la pressione che il Real Granella coraggiosamente porta, anche se qui Barbarella si ritaglia un buono spazio, è mancino, lo sanno, rientra sul suo piede, non certo il migliore dei suoi appoggi. Questo per Simone Matozzo. Santomero gioca su Tramacere, dà qualità alla prima impostazione dell'azione del Real Granella. Pezzuto poi è stato spinto da dietro, è calcio di punizione per quelli di Brutti. Buonasera a tutti. De Angelis vuole Nolano e Matozzo in barriera, li ha chiamati a gran voce. Vediamo quale traiettoria riuscirà a disegnare Lorenzo Tramacere. Oggi con la fascia da capitano, un cross che spiove, molto pericoloso sul secondo palo, se la ritrova tra le braccia De Angelis sul lungo inserimento, crediamo di De Seta. Marco Giordano, il suo lancio su Barbarella che fa bene, perno andando poi a sinistra. Ancora i campioni d'Italia in possesso di palla, la sfera che viaggia verso Giordano. Nolano sull'indecisione di Tramacere, in verticale, l'1-2 che si chiude con l'attacco di Barbarella, ma il rimpallo favorisce un intervento dell'ultimo uomo del Cotton, che è Conti. Quindi Zamperini, ancora a sinistra, l'azione del Cotton Club, un gran dribbling, dal fondo c'è la chance per il cross, respinta corta, poi un rimpallo, il fallo laterale probabilmente era per il Cotton, per questo il Real Granella si impegna a tenerla in campo. Qui sotto la nostra postazione, sulla fascia sinistra, col numero 7 Andrea Del Pinto. Guadagna rimessa, possesso di nuovo Cotton, per un attimo con Giordano. Tramacere, Darau, spazza via senza far complimenti il petto di Conti, poi di testa e poi da Zamperini, in gran sicurezza. Zamperini trova un buon varco in verticale, Matozzo, ottimo triangolo del Cotton Club, Barbarella dal limite, tenta il calcio col mancino, poi lo fa partire di nuovo con Rau che si distende bene a destra. È
è un Real Granella propositivo, ma che per ora sbatte sulla linea Maginot a centrocampo del Cotton Club. Giordano! Marco Giordano a centimetri dal raddoppio. Conti sembra aver trovato un nuovo bersaglio dato l'infortunio al menisco che sta tenendo fuori Rocco Giordano, e Alessandro Barbarella che deve sorbire le indicazioni da dietro dell'esperto difensore del Cotton Club, che qui va con la testa con nonchalance da Filippo De Angelis. Matozzo o Barba, scegli. Rinvio di De Angelis, il petto di Barbarella, il sinistro di Matozzo alto, ma è un fattore. Barbarella su ogni pallone lungo finisce per essere sempre in anticipo, anche su un altro giocatore molto alto come De Stefanis, ma che gli concede comunque qualche centimetro. Occhio a Conti, va giù, calcio di punizione. Il fallo era stato di Del Pinto, Barba e Blando dentro l'aria, che ha provato a sottrarre palla al Cotton Club in una situazione di prima impostazione. Simone Matozzo da Nolano, lungo diagonale verso la fascia sinistra, chiudono in due quelli dei padroni di casa. Conti. Ragazzi in maglia bianca, nonostante lo svantaggio, rimangono guardinghi. Qui Zamperini buca il primo controllo, poi se la cava guadagnando fallo laterale sul secondo. Lo stesso capitano Zamperini rimette per Simone Matozzo. L'esterno, buono lo stop di Blandino, poi ottima entrata a centrocampo del Real Granella, che offre la chance della ripartenza a Tramacere. Ce l'ha sul destro, deve infatti offrire sulla sua destra poi un cross che spiove qui sul secondo palo, dove il rimbalzo sul viscido terreno offre fallo laterale al Cotton Club, che le ha chiesto time out. Piccola pausa per noi. Si è ripreso a giocare nel frattempo dopo il time out chiesto dal Cotton Club. Calcio di punizione Marco Giordano, va da Cristian Conti. Conti di nuovo da Marco Giordano, si sta applicando in un ruolo non suo, ma naturalmente la duttilità e la diligenza in generale del ragazzo non dobbiamo stare qui a presentarvela noi. Barbarella allo scambio, l'ha recuperata il Real Granella. Contrasto vinto a centrocampo, l'aveva ben giocata Simone Zaccagnini. Fallo laterale del quale si occuperà Alesse. Tramacere addomestica il pallone, che il Real Granella poi perde, quindi occasione per Barbarella, lato corto dell'area di rigore. Si inventa un cross lunghissimo sul secondo palo, altra sponda. Era difficile da lì fare qualcosa di convincente. Altra ripartenza del Real Granella, però stoppata sul nascere. Zaccagnini batterà a lui la rimessa. Anticipo secco di Zamperini sull'avversario. Brando non è nessuno. Tramacere il lungo cross direttamente sul fondo. Gira e torno. Sì. Il rinvio di De Angelis con le mani. Spinto Barbarella, altro calcio di punizione per il Cotton. Che cazzo di schiavo? Protesta il Real Granella sulla spinta su Barbarella. Dicono che il fallo sia stato chiamato dalle proteste del giocatore in maglia numero 44. Raune mette 4 in barriera, Simone Matozzo o Fabrizio Nolano. Parte Matozzo, è un appoggio per uno schema dentro
che Conti spreca mettendo a lato. Raul su lungo lancio, ma Conti è già rientrato in posizione. Grande concentrazione per il numero 4, allora Blandino. Verso il cuore della sua area di rigore il Real Granella. Il tiro è parato a due mani da Arau. Zamperini che la tiene in qualche modo in campo. No, secondo l'arbitro. C'è da battere una rimessa laterale per il Real Granella, che sta rischiando, ha rischiato già in un paio di volte di veder capitolare per la seconda volta la sua porta, ma riesce a tenere in piedi per ora questa gara. Zaccagnini, scambio con Tramacere, il suo gran destro dalla distanza, De Angelis la tiene poi in due tempi. Non è il suo piede, Tramacere ha voluto far andare via lo stesso la gamba da quella posizione. Lungo lancio, Barbarella che la controlla e la dà dietro a Nolano. Può andare da Matozzo, contrastato da due uomini, marcature preventive che funzionano almeno sui movimenti dei centrocampisti del Cotton da parte del Real Granella, anche se Conti va a pescare con un gran lancio Matozzo. Poi l'intervento di Giordano, che era in ritardo, va a far fallo. Fa proseguire Tramacere, ancora con un pizzico di imprecisione. Allora lo slalom di Blandino, l'assist per Barbarella che sbatte su un avversario. Occasione per il contropiede del Real Granella che spinge in 5 contro 4. Il Cotton occupa bene la propria metà campo, ma lascia spazio a Tramacere che tira a terra. Bravo De Angelis. Non facile questa parata, perché sul terreno rasoterra qualsiasi direzione può prendere il pallone, che può comunque cambiare velocità. Lo stesso Tramacere offre dietro a Rau, che la stoppa e rinvia come può sul retropassaggio del suo centrocampista centrale. De Angelis, Barbarella col petto. È bravo poi in mezzo a due uomini a servire Matozzo. Conti, sale Conti, Barbarella di prima a sinistra. C'era la corrente Zamperini che può crossare contro un avversario. Fallo laterale di Zamperini in area di rigore. Barbarella controlla, rinvia bene Del Pinto. Nolano la tiene dentro, anzi no, è fallo laterale ma per i suoi colori, quindi attende l'arrivo di Zamperini. 9 minuti circa al termine della prima frazione, è sempre 1-0 per il Cotton Club in trasferta sul campo del Real Granella, anche se trattasi sempre di circolo sportivo Ciriaci nella prima giornata di ritorno. Occhio a Giordano. Pesca bene Barbarella, poi da fuori Nolano, lo stop è imperfetto, sono lì subito a ringhiare quelli di Brutti, che si ripropongono, anche se Blandino chiude bene Tramacere, poi di testa Zamperini, con il capo anche Blandino da Nolano. Blandino, Nolano. Matozzo può solo sfiorare. Il Real Granella ha qualche problema quando deve appoggiarsi in avanti per far sfogare le sue azioni in contropiede. Quindi Matozzo, il tacco di Blandino, molto bello da vedere, intuito forse con un istante di ritardo da Barbarella. Può arrivare Rau che rinvia. Contrasto qui sulla destra, palla ancora in rimessa laterale. Se ne occupa Rocco Giordano, scusate, Marco Giordano naturalmente. Il petto di Barbarella per Nolano, pressato, non rischia. Zamperini e De Angelis. Il lancio di Zamperini sul petto di Barbarella, una costante oggi. Allora Nolano in profondità. Matozzo non arriva. Patrizia, va bene il lancio, non è che non mi piace, va bene. Va bene, basta che gestiamo là davanti bene. Rau. Giusto, Ale, va bene. Colpo di testa poi De Angelis.
Nolano. Conti. Ha di fronte a sé un avversario, giostra il pallone e poi va con gran precisione da Matozzo. Nolano. Con l'esterno a forzare la giocata su Blandino che stavolta non la tiene. Quindi Real Granella, ma rimontano subito quelli del Cotton Club. Del Pinto, un po' in difficoltà, riesce comunque a dare a destra. Dalla fascia il lancio, dentro l'area di rigore dove il pallone rimbalza, uscendo però fuori. Sarà rimessa dal fondo per il Cotton Club, manca una manciata di minuti al termine della prima frazione, sempre 1-0 per quelli oggi allenati da Giuseppucci, anche in assenza di Alessio Piccheri che aveva fatto il mister nelle ultime giornate. Zaccagnini. De Seta. Gioca vicino a sé, glielo chiama Brutti da fuori. Ma si chiudono ancora bene le maglie nere. Quindi Matozzo. Voleva palla dentro Zamperini, ha provato a servirlo ora Barbarella. È scoperto il Cotton Club, ora c'è il capitano fuori dalla sua posizione difensiva. Allora Del Pinto. Tenta Del Pinto, la chiama De Angelis, non si fida Conti, quindi Nolano. Messo giù Nolano, calcio di punizione. Ale, decidi bene quando fa rispondere e quando andare. Adesso non c'è da fare rispondere, la andare a calciare. Non c'è nessuno, sa. Rimesso il pallone in gioco da un Cotton Club che è riuscito per ora a non correre pericoli sostanziali verso la propria porta, nonostante in più di un'occasione il Real Granella abbia recuperato palloni pesanti perlomeno a metà campo, ma mancano gli appoggi offensivi oggi a quelli di Brutti che cerca assolutamente in maniera vitale per potersi salvare un numero di gol maggiore rispetto a quelli messi a segno nella prima metà del campionato, dove esclusi gli acuti con De Angelis e a tavolino contro il CUD 272, il Real Granella ha alternato buone prestazioni senza comunque risultati che portassero punti in cascina ad altre. Attenzione, altro time out ora è chiesto dal Real Granella, altra piccola pausa. Si riprende a giocare con un fallo laterale per il Real Granella, palla giocata in avanti, sfida ancora in equilibrio, il Cotton Club è avanti 1-0 in virtù della rete trovata in avvio al terzo minuto da Barbarella su respinta corta di Rao causata da punizione calciata molto forte in rasoterra da Nolano, ma non si arrendono e naturalmente non hanno motivi per farlo quelli di Brutti, qui per esempio conquistato un buon calcio di punizione. Cotton Club che come rimproverato dalla panchina naturalmente non sta mettendo diciamo la stessa enfasi e verve posta per esempio nella super sfida contro la Golbet calcio a 8. Sicuramente è diversa la caratura dell'avversario, stretching nel frattempo per Cristian Conti. Si prepara un cambio curioso il Cotton Club, probabilmente fuori Conti con un piccolo problema al ginocchio sinistro, sta per entrare però un'altra punta, Davide Lefebvre, quindi vedremo chi degli altri giocatori in campo andrà ad adattarsi nella posizione di difensore aggiunto. Oggi il Cotton in emergenza praticamente solo in quel reparto. Santomero perché si è allontanato Tramacere. 2 minuti di recupero da adesso, 3 in barriera ne ha il Cotton Club, li ha disposti De Angelis, è pronto Santomero, parte a giro, una buona conclusione la sua, scende forse anzi sicuramente in ritardo, sopra la traversa della porta difesa da De Angelis, continua a zoppicare Conti che stava operando una delle sue migliori prestazioni, uno di quelli del Cotton Club che non aveva fatto scendere assolutamente il tenore della prestazione rispetto alla partita contro la Golbet, stava chiamando anche spesso verso tutti i suoi compagni concentrazione e cattiveria, così come se si trattasse di un big match, è stato tradito per ora da un piccolo guaio fisico, speriamo naturalmente non sia nulla di grave. Nolano. È andato Blandino naturalmente a fare il difensore aggiunto,
ma è Zamperini l'unico difensore di ruolo. Accanto a sé ci sono due centrocampisti offensivi. Deve sbrigarsi a chiuderla il Cotton, tiro deviato, Barbarella al limite, va giù in dribbling, arriva il fischio dell'arbitro e calcio di punizione dal limite dell'area. Dai, vai, veloce con sta palla, oh! Veloce! Eh no, manca uno, Felice! Ma a testa non è che è colpa nostra se perdono tempo loro! C'ho la batteria all'1%, lo posso sentire dopo, ma devo spegnere. Occasione d'oro con 3 tiratori scelti per il Cotton Club, 5 in barriera ne ha posti Rau, si allontana Barbarella, rimangono Matozzo e Nolano. Va Nolano, gran botta, il tacco della barriera, proprio sul tramonto del primo tempo il Cotton Club finisce in vantaggio per 1-0 su un Real Granella volitivo, combattivo, almeno in questo primo tempo giocato sicuramente meglio rispetto alla sfida, persa con Bacci Immobiliare, piccola pausa per noi. Quasi pronti all'inizio delle ostilità nella ripresa, Real Granella Cotton Club, prima gara del girone di ritorno, prima giornata scusate, 16ª in totale, le squadre che provengono dai risultati opposti, il Real Granella ha perso sonoramente 8-3 contro la Bacci Immobiliare, il Cotton Club ha schiantato per 4-1 la Golbet, calcio a 8. Nell'ultima gara del girone d'andata, trovando l'aggancio alla vetta della classifica, occupata ora in coabitazione, considerassimo finale questo punteggio che è solo parziale, con la Pisana calcio 8, ha chiesto a gran voce la panchina del Cotton Club di chiudere il prima possibile la sfida, anche perché Conti, uno dei migliori in campo, è andato a lasciare il suo posto a un giocatore che non è propriamente un difensore, lasciando Zamperini come unico proprio del ruolo nella linea difensiva. Non ha creato pericoli il Real Granella, che ha comunque difeso con grande ordine e ha mostrato almeno idee chiare, quelle che comunque in generale qui nel terreno di casa non gli sono mai mancate. Ora il Cotton Club gioca con Lefebvre e centravanti Barbarella è più largo, Matozzo fa all'ala destra, Nolano è l'unico centrocampista con 3 difensori dietro, ha mantenuto invece lo stesso schieramento fluido con davanti a tutti Pezzuto e Tramacere in appoggio, la solita collaudata difesa non fosse per l'assenza di Capitan Tuzzi. Alberto Brutti, che può dirsi comunque soddisfatto per ora dal fatto che i suoi stanno tenendo aperta questa gara essendo sotto solo di una rete. Probabilmente serve qualcosa in più là davanti per cercare casomai di creare un'occasione e di sfruttarla con cinismo. Nolano nel frattempo, bene in diagonale, da Barbarella, si va da Matozzo che inventa con un gran sinistro una traiettoria ad incrociare che beffa Rau, 0-2. Aveva chiesto il gol del raddoppio la panchina del Cotton Club con piglio e concentrazione, nonostante un buon piazzamento difensivo delle Real Granella. Un gioco a 3 tocchi del Cotton Club davanti, libera Matozzo che ha fatto salire prepotentemente il suo standard di forma nelle ultime giornate, è riuscito il numero 8 a segnare il gol del 2-0. E ora naturalmente diventa ripido, molto alto il monte da scalare per il Real Granella. Marco Giordano. E lui in possesso di andare in verticale da Lefebvre. La controlla, non riesce a tenerla in campo Barbarella. I 2 lunghi dell'attacco del Cotton contemporaneamente in campo. Naturalmente la propensione al sacrificio di Barbarella dà una gran mano alla squadra campione d'Italia. Attenzione qui perché vince un paio di rimpalli De Stefanis. Poi va a terra, ma per l'arbitro non c'è fallo. Cambio di gioco su Marco Giordano. Di prima, è buono l'anticipo da dietro di Zaccagnini. Torna ancora in azione De Stefanis. Hanno protestato i compagni, ma lui si è rialzato e ha riniziato velocemente a correre. Va a sinistra il Real Granella che poi sbaglia il servizio in orizzontale. Allora Lefebvre che viene a dare una mano ad accorciare la squadra dietro. Zamperini scambia con un suo compagno in difesa, andando poi da Marco Giordano. Solito lancio, ma intercettato. Sembrano aver capito l'antifona i mediani del Real Granella.
con Tramacere che si sacrifica, Rau che va a rinvio rasoterra, poi un batti e ribatti, molta confusione, prova a mettere ordine Zamperini andando con la testa da Blandino, quindi ancora il capitano del Cotton Club, pallone d'oro 2 anni fa della Serie A, grande stop a seguire di Barbarella che poi calcia bene andando non lontano da una gran rete. Zamperini rimprovera Lefebvre per un mancato piazzamento sul secondo palo, a chiudere dall'attaccante di razza il buon tiro in diagonale di Barbarella che aveva comunque cercato la porta e non un assist. Ora c'è un fallo di piazzamento da parte di Blandino, è andato addosso a Tramacere. Real Granella che le punizioni le vuole sfruttare non battendole corte ma andando in area di rigore, sapendo che molto probabilmente palla a terra non è facile creare occasioni ad un Cotton Club che ha subito solo una rete negli ultimi 200 minuti. L'ha segnata Tubani al terzo minuto del big match. Non andare in anticipo di testa. Punizione Real Granella, il mancino di Tramacere a giro sul secondo palo dove tutti fanno scorrere fino al rinvio dal fondo. Altra buona idea da parte del gioiellino del Real Granella che si è messo tanto in evidenza soprattutto nelle prime giornate, nascondendosi poi un po', anche forse, dietro i problemi d'organico di una squadra che è stata anche molto sfortunata al momento dell'allestimento della rosa, con tanti giocatori chiave che non sono riusciti ad ottemperare agli impegni presi ad inizio anno, con una società che comunque con gran serietà continua a presenziare a tutte le gare, a battersi per il risultato finale. Ancora molto presto per dare giudizi definitivi, la salvezza va conquistata sul campo, quelli del Real Granella lo sanno. De Stefanis è qui però aggredito sia da Giordano che da Nolano, scusate, può accontentarsi solo di una rimessa, battuta su Tramacere. Si torna dietro dall'ultimo uomo, ancora Tramacere, fa passare oltre Nolano, poi un gran tacco ad aprire a sinistra dove Santomero la tiene in campo guadagnando un'altra rimessa dopo una, anzi no, è stato lui l'ultimo a toccare a contrasto con Blandino. È tutto solo da quest'altro lato Barbarella, c'è il fallo laterale battuto sulle Lefebvre. Poi Marco Giordano, Zamperini, controlla, alza un gran lancio a giro, Barbarella aveva abbandonato la posizione di ala, si era centrato, fallo laterale, lungo lancio, Giordano e Zamperini se la chiamano, il capitano del Cotton si è chiuso un po' in un pertugio, ma con Giordano esce con gran diligenza, disimpegno così e così del Cotton, deve intervenire De Angelis, poi ancora De Stefanis, fallo laterale. Un po' leziosi Giordano e Zamperini, si fa sentire il presidente della panchina, occasione per il Real Granella, anche qui con questo fallo laterale battuto lungo. Lefebvre a battagliare di testa, poi lo stop, interviene Barbarella con la spalla, se ne va sulla sinistra Barbarella, cross rasoterra Rau, senza problemi, era arrivato Lefebvre in area di rigore a differenza della scorsa azione. Rau con le idee molto chiare, ma non è facile per per De Seta, scusate, andare a puntare ben due difensori del Cotton, che qui con Lefebvre conquista un altro calcio di punizione. Partita che va scorrendo, siamo giunti al 7° minuto nel corso del secondo tempo, quasi 8° sul cronometro appunto della ripresa. I direttori di gara che hanno per ora arbitrato una partita semplice da dirigere, senza particolari patemi e proteste. Matozzo a giro, il rinvio in area di rigore, cade Lefebvre, si lamenta per un tocco da dietro. Tramacere, il tiro dalla gran distanza, il tacco di Zamperini, Marco Giordano, poi il rinvio, Cotton che lotta davanti, Lefebvre, c'è Giordano, scusate, Matozzo, il tiro è deviato, Rau la può ottenere. Anticipo secco, allora Lefebvre, grande 1-2, con Matozzo esce Rau,
Bene, poi col sinistro Rasoterra può andare anche in contropiede. Blandino e Matozzo sono già tornati in posizione. È un Cotton concentrato e compatto che rispetta naturalmente il Real Granella, che dal canto suo ci prova. Lefebvre sul pallone, calcio di punizione. Mettile sulla palla, dai, mettile sulla palla. Quindi l'arbitro sul 2-0 il regolamento è sempre lo stesso, non è come sullo 0-0, Non è che sul 2-0 si fischia di meno, si vince, Oh, fischia bene. Tramacere. Dai, Lungo per il colpo di testa di Zamperini. Lefebvre! Al volo Lefebvre, senza girarsi e prendere la mira. È il 3-0 del Cotton Club. Fischiamo tutti il chissà 0, dai. Vai. Sì, lo stesso da Barba, solo che là il rigore è più plateale, capito? Va, questo lo fischia non si ne accorge nessuno. Vai. Segna ancora Davide Lefebvre dopo il Code 272, il testaccio, la Golbet. È il momento dell'Atletico Fiumicino nell'ordine. È il momento del Real Granella, conferma un grande stato di forma. Qui ha piegato le mani a Rau, continua ad andare in pressione sull'estremo difensore del Real Granella, che rinvia ancora così e così. Occhio alla fame del Cotton Club. La partita non può dirsi chiusa dal punto di vista del punteggio, perché nel calciotto può accadere di tutto, ma con 0 occasioni create per ora crediamo inverosimile che il Real Granella riesca a pareggiare questa gara. Allora occhio alla voglia del Cotton di aumentare il suo margine di differenza reti. È un po' la pecca che divide i ragazzi di Giuseppucci da quelli della Pisana Calcio a 8, che certo in difesa subiscono molto di più, ma hanno un attacco con 4 gol di media a gara. Tramacere, toccato 2 volte, rimane in piedi il numero 10. Gran dribbling il suo. Poi scava una buona idea verso Santomero. Non facile, è arrivato anche forse poco lucido al momento del passaggio tra Macere, che era stato toccato irregolarmente da 2 uomini, ma naturalmente l'arbitro ha fatto proseguire per il vantaggio. Il possesso era ancora dei bianchi. Ora De Angelis. Marco Giordano. Rientra e poi offre una palla un po' a casaccio per un movimento che per una volta non è arrivato da parte delle punte del Cotton. Un'altra sponda a casaccio, stavolta l'ha operata per la formazione avversaria, il Real Granella Ivan De Seta. Doppio fallo laterale per il Cotton Club, questo è battuto verso Blandino. Torna sapientemente da Zamperini, che non vuole rischiare, andando da Marco Giordano. Buona finta di corpo di Marco Giordano, che poi si invola in sovrapposizione. Lefebvre perde il contrasto, a centrocampo Nolano. Buona la sua finta, occhio a Nolano. Ancora Nolano, la piazza Rasoterra. Rau va giù molto bene. Buona l'azione, buona anche la preparazione al tiro, meno la conclusione. Troppo debole da parte di Nolano. Gara comunque abbastanza a senso unico. Giordano. Zamperini. Lancio lunghissimo, Barbarella è anticipato, quindi fallo laterale. Lefebvre da Marco Giordano. Zamperini. Prosegue il possesso del Cotton Club. Blandino. Lancio teso che può controllare Lefebvre. Bravo nell'appoggiarsi a Barbarella. Se ne va. Poi il sinistro. Fallo laterale per il Cotton Club. C'è stata deviazione al momento del tiro cross. Lefebvre da Blandino. Cambio su Marco Giordano. Bene Marco Giordano. Dal cerchio di centrocampo poi. Un tiro rivedibile ma ottima prestazione, una delle prime in stagione per Marco Giordano, che dimostra sempre di essere comunque un giocatore pronto, affidabile, intelligente, con la testa in campo dal primo al 50°, indipendentemente dal livello e valore dell'avversario, che comunque si sta opponendo fieramente, nonostante il punteggio e il divario tecnico che appare comunque giustamente notevole. Trattiamo dei campioni d'Italia da 2 anni in carica contro quella che a tutti gli effetti è una neopromossa. De Angelis.
ha la soluzione vicino a sé di Blandino. Infatti va da lui. Lancio lungo di Blandino, cerca Lefebvre che fa fallo spingendo. Sta cacciando, Marco, vieni. Marco, forza. Rau, Ma forza qua. il suo rinvio. Fagliela mettere giù. Spiove con l'esterno, un buon pallone sulla sinistra. Nolano chiude su Santomero. Poi Blandino rinvia. Ancora il numero 5 del Real Granella. Sarà ancora fallo laterale, l'ennesima rimessa di una partita naturalmente compromessa a livello tecnico dalla gran pioggia, che il Cotton Club comunque sta conducendo e vincendo con merito per 3-0, 2 reti segnate in questo secondo tempo, dopo una prima frazione di dominio territoriale abbastanza netto da parte dei campioni d'Italia oggi in trasferta qui al Ciriaci, con un Real Granella che dava idea ad avere e voglia di mettersi nelle geometrie che sempre meglio funzionano per i ragazzi diretti dalla panchina da Maurizio Giuseppucci. Ora forse con la mente più libera possono farci vedere di meglio quelli di brutti, anche se qui il passaggio è davvero così e così. Zamperini rilancia, Lefebvre non può impegnarsi su questo pallone che è molto largo, allora Zaccagnini, il controllo di De Stefanis, il rimpallo. Altro fallo laterale, forse sì. Ancora per il Granella. Ha vinto 4-3 contro il De Angelis, la Pisana, nella sfida che ha preceduto questa. Per il Cotton era quindi fondamentale vincere questa gara e rimanere appaiata. Aspetta, Barba, aspetta. Appaiato in testa ai ragazzi di Di Pasquale, l'altra contendente a -2 rispetto alla coppia è la Golbet. Attenzione a Matozzo, liberato in contropiede e il 2 contro 0. Non sbaglia la premiata ditta Matozzo Nolano, 0-4. Bravo Matoz, bravo Noah. Bravo Fabri, bravo Simo. Concentrato, Bravo Bland. Ah no. con buona forza di volontà, il Cotton Club, dal quale naturalmente non si attendevano verifiche particolari. Attenzione al Real Granella, buono lo scambio. Poi al limite dell'area impera però Alessandro Zamperini, che se ne va, proponendosi poi addirittura in avanti. C'è il destro contro il palo da parte di Lefebvre, azione che continua. Palo pieno di Lefebvre, dicevamo non ci attendevamo verifiche per il Cotton, adesso gara naturalmente più aperta ne beneficia lo spettacolo, calcio d'angolo Real Granella, ma sicuramente dopo la sfida con la Golbet calcio a 8 c'era bisogno di una prova ulteriore di attaccamento alla questione lega da parte dei campioni d'Italia, che dovevano replicare lo stesso atteggiamento, o perlomeno uno simile, contro una squadra di diverso cabotaggio. La palla sfila sulla finta di Del Pinto, poi rimane lì un attimo di panico e si rilancia con Marco Giordano. Stiamo dormendo, Cotton che probabilmente con qualche minuto d'anticipo, scusate, è già uscito dal terreno di gioco, cosa che naturalmente non fa piacere alla sua dirigenza, che dalla panchina prosegue nel lamentarsi per un atteggiamento un po' naif di alcuni giocatori. Giordano, Blandino, Nolano, Matozzo e allora Zamperini. Blandino, un po' abbandonato dai suoi compagni, comunque gioco facile nel tornare da Capitan Zamperini, quindi Marco Giordano, che è spaziato da destra a sinistra in difesa in ruoli non suoi con estrema padronanza. De Stefanis prova a correre a sinistra il Real Granella, ma il passaggio di Andrea Pezzuto, il fratello di Matteo, che in maglia numero 9 fa il centravanti, è impreciso. Terreno che sfavorisce in egual misura tutte e due le squadre. Qui rischia tanto il Cotton, ma Giordano la tiene con un buono stop. Vuole lo spazio per il tiro, se l'allunga troppo da dietro. Matozzo col sinistro, palla che rimbalza e beffa ancora Rau. 0-5, scusate.
Il grido di De Angelis dalla porta, non vuole subire reti l'estremo difensore del Cotton Club, terminare quindi la gara con la cosiddetta clean sheet. E certo che ce n'è di distanza rispetto all'1-1 della prima giornata. Nolano. Intervento in scivolata. Ancora Lefebvre. Nolano non si ferma più. Il Cotton Club. Assist di Lefebvre. Ancora rete di Nolano. 0-6. 6 al termine più recupero che verosimilmente non troverà luogo oggi. 0-6 per il Cotton Club. Ha un po' mollato il Real Granella. Larghe le maglie in difesa. Qui il lancio, Giordano la può far scorrere fino al fondo. Blandino. Matozzo. Non la tiene stavolta Lefebvre. De Stefanis. Zaccagnini. Con l'esterno. Poi De Stefanis. Prova ad andarsene, cade a terra sulla pressione di Marco Giordano. Chiede con lo sguardo il fallo all'arbitro. Giordano dà il 5 in segno di sportività all'avversario, che comunque è uno degli ultimi ad arrendersi tra i suoi. E va a pressare Giordano praticamente fin dentro l'area di rigore. Zamperini al lungo lancio. Lefebvre con una spizzata per nessuno. Rau. In rimessa dal fondo. De Angelis, che sta sostituendo la grande Zamperini, così come fatto da Barrago. Sponda di Lefebvre, anche stavolta è un passaggio al Real Granella che si propone in area. Attenzione alla conclusione, ad incrociare, ed è un gran gol, quello messo dentro da Matteo Pezzuto, l'orgoglio del Real Granella, il gol della bandiera, 1-6. Ma no, ma non serve che siamo tutti più, raga. Ma non dobbiamo prendere troppo forza però, Con freddezza Pezzuto, ottima coordinazione, ha cercato il palo lungo, l'ha baciato con la conclusione col destro prima che la sfera finisse inevitabilmente in rete, battendo un De Angelis che qualche istante fa chiedeva ai suoi di poter finire la gara con 0 gol subiti. Un po' molli nel caso della rete di Pezzuto, che comunque ha avuto la bravura e il coraggio di andare a cogliere un buon assist da dietro nel battere la porta di De Angelis. Marco Giordano, Barbarella, buono il dribbling, ancora Barbarella, si presenta in area, Barbarella sul piede di Rau. Esce il Real Granella con qualche difficoltà, ma riesce ad arrivare a metà campo. De Stefanis a scavare, oltre Zamperini, il movimento che prima aveva favorito la rete dell'1-6 di Pezzuto, stavolta è letto dal capitano del Cotton. Cambio di gioco lunghissimo di Zamperini, non può arrivare Matozzo, rimbalzo della palla che naturalmente fa schizzare via quest'ultima. È giusta! Non manca moltissimo al termine. Fallo laterale di testa Blandino, non arriva Lefebvre. Lungo lancio, la palla va ancora fuori. Ha smesso di piovere, ma è scesa la temperatura qui al Ciriaci. 2 o 3 lunedì che si gioca, ve lo diciamo noi, davvero in un freddo polare. Marco Giordano da Nolano, il controllo è così e così, ma il possesso è ancora del 24, che si appoggia alle Lefebvre. Grande 1-2 che si chiude almeno fino all'intervento difensivo, crediamo proprio di Zaccagnini. E Real Granella che può distendersi a sinistra facendo correre Matteo Pezzuto, l'autore del gol della bandiera, bravo a prendersi un calcio d'angolo. Oh, andiamo a difendere, oh! Occhio questo qua, Fabrizio, secondo palo! C'è Zaccagnini lunghissimo, invece Nolano che rinvia dando corner dall'altra parte. Stava rischiando di segnare un gran gol nella sua porta, colpa anche del rimbalzo. Corner corto.
C'è il fallo, vediamo l'arbitro cosa decide. È calcio di punizione dal limite. Pezzuto, secco pezzuto, alto sulla traversa di Barbarella. C'è stata un'indecisione anche da parte nostra perché non sapevamo se il fallo di Marco Giordano fosse avvenuto sulla linea dell'area di rigore, quindi in area o poco oltre. L'arbitro molto più vicino di noi allo svolgimento dell'azione, scusate, ha optato per la punizione dal limite senza troppe proteste. Qui Matozzo, nonostante stesse cadendo, è riuscito comunque a trovare la coordinazione per tirare. Vediamo quanto manca al termine della sfida. Partita che dal punto di vista del risultato non ha più nulla da dire. Zaccagnini cicca malissimo. No, non è venuto stasera, non è potuto venire. Detto c'era un problema al ministero, non è potuto venire. Nolano, da Lefebvre che si gira, Rau ancora bravo, 2 volte anche sulla conclusione da fuori, Barbarella per 3 volte, il Cotton molto vicino al gol, Matozzo dall'altro lato, il cross, Lefebvre alto sulla traversa e anche molto largo. Zamperini col petto, poi si inventa un assist quasi per gli avversari quando il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il Cotton Club in scioltezza nel secondo tempo batte 6-1 il Real Granella e conferma gli ottimi propositi dopo il poker alla Golbet, rimanendo appaiato alla Pisana.